perché la parabola del buon samaritano è secondo me l'insegnamento di Gesù che più scuote le nostre coscienze e ci mette prepotentemente a confronto con le nostre ipocrisie, con le bugie di coloro che dicono, promettono, ma non fanno, e ci mettono anche dinanzi a chi invece ci sorprende con la sua insospettata umanità, dandoci una grande lezione d'amore attraverso azioni che ci lasciano piacevolmente spiazzati, perché non corrispondono solo ad un versetto imparato a memoria dalla Bibbia, ma semplicemente perché quel libro, la Bibbia, ce l'ha impressa nel proprio cuore, anche se magari non ha mai imparato a leggere. Grazie di essere qui con noi. Noi giovani Amos vi auguriamo una buona visione. E che non cambierà mai, perché ha paura di decidere, meglio rimanere nell'ambiguità, per un peccato all'origine, perdevo la libertà. Ed ora non vediamo nitido
santo della terra e fai la re dei diavoli la guerra, ma non sei Dio. Non giudicare. Scendi dal tuo piedistallo di superbia e ipocrisia. Non giudicare. Non giudicare. Vuoi essere più bravo magistrato, difendere le leggi dello Stato, ma non sei Dio. Non giudicare. Vuoi essere più acuto moralista, reggere gli errori a prima vista, ma non sei Dio. Non giudicare. Scendi dal tuo piedistallo di superbia e ipocrisia. Non giudicare. Non giudicare.